possiamo incominciare questa particolare videoconferenza televisiva, per la quale ringraziamo naturalmente anche i colleghi di Telepace e poi ovviamente l'amministrazione comunale di Casarza Ligure che cura questo progetto che, lo ricordiamo, è dedicato a Umberto Fracchia nell'ambito dell'Umbertiadi Casarzese del Festival al Premio. Dunque benvenuti a questo secondo incontro in modalità online, come era stata fatta la volta precedente, per ovvie ed evidenti ragioni di sicurezza sulle norme anti-pandemia. Quindi alcuni ospiti saranno in presenza qui insieme a me all'Auditorium di Villa Sottanis a Casarza Ligure, con altrettanti invece via via ci collegheremo. Potete naturalmente, come dicevo, seguire la diretta televisiva su Telepace e sui canali social dedicati anche dell'amministrazione comunale. A proposito dell'amministrazione comunale, io incomincerei subito perché è giusto fare gli onori di casa, e quindi do il benvenuto e lascio subito la parola per i saluti, prima di tutto al sindaco Giovanni Stagnaro. Vediamo se siamo pronti. Buonasera a tutti. Per collegarci, si trova nella sede municipale, naturalmente, proprio perché abbiamo voluto, per mantenere le adeguate distanze, dividere seppure nella stessa casarza, diciamo così, le due location. Mi sentite? Dobbiamo collegarci se il sindaco e l'amministrazione mi sente, perché perfetto. Mi sentite? Io la sento perfettamente. E poi anche un saluto del Roby, per favore, mi sente Mauro? Mi sentite? Stagnaro. Mi sentite? Ma pare di no. Mi sentono i nostri... Se riusciamo... Un attimo, guardate un secondo, forse c'è qualche problema. Non ho proprio il collegamento con il municipio, non è sì. questione di non vedere Stagnaro, vero? È proprio questione di non avere nessuno. Andate avanti e poi intervengo. Cerco conferma da qualche parte, a questo punto io direi di andare un attimo avanti, stravolgiamo un minimo la scaletta, ma rimaniamo in qualche modo in casa, e vicino a me c'è Sabina Desiderato, che è la segretaria del comune di Casarza Ligure e curatrice del premio letterario dedicato ad Umberto Fracchia, perché, come abbiamo detto anche la volta precedente, ci sono progetti legati all'amministrazione comunale ma che coinvolgono anche le scuole. Allora intanto farei fare un saluto a lei e poi, appena possibile, andiamo in municipio in qualche modo. con l'attore Maurizio Lastrico, con l'attore Davide Paganini. Intanto vi anticipo che il premio letterario sta andando avanti. Come ricorderete, questa di oggi è una seconda tappa, perché abbiamo avuto un primo convegno televisivo il 18 dicembre scorso. Abbiamo iniziato questo percorso ricordando la figura di questo letterato del secolo scorso, Umberto Fracchia, che era legato a Casarza Ligure da un forte legame d'affetto. La sua nonna aveva un'antica magione dove egli passava tanto del suo tempo libero, in particolar modo in estate. Questi luoghi lo hanno, coinvolto a tal punto che alcune delle sue opere letterarie, come Scene e Genti di campagna, sono proprio ambientate a Bargone, frazione dove appunto vi è questa antica casa. L'amministrazione ha voluto puntare sulla cultura, che di fatto è una cosa rara di questi tempi, convinta che la cultura sia un motore di sviluppo non soltanto
soltanto diciamo, a livello diciamo, culturale, ma anche a livello diciamo, turistico, a livello di sviluppo economico. Ed ecco che è nata l'intenzione di istituire questo premio letterario, perché si è convinti che l'arte dello scrivere sia un'arte molto importante e tante volte non presa in considerazione soprattutto dai più giovani. L'idea è stata quella di creare un premio in cui accanto ad una sezione che riguarda gli adulti vi siano una sezione dei giovani ma anche una sezione dedicata al mondo scolastico, dove sono presenti come partecipanti tramite dei laboratori di scrittura creativa quelli che sono i ragazzi delle scuole superiori, sia del biennio che del triennio. Ma devo dire che anche alcuni dirigenti scolastici di alcuni istituti comprensivi hanno richiesto di partecipare, per cui l'amministrazione in maniera diciamo, molto entusiasta ha creato una sezione speciale proprio per i ragazzi più piccoli, per quelli proprio delle scuole medie. Ma ricordo che Umberto Fracchia non era soltanto diciamo, un letterato, si era occupato di tante cose e tra queste anche del mondo cinematografico. Poi vedremo che aveva un po' coltivato diciamo, il sogno di essere un regista e l'aveva fatto per quanto riguarda alcuni diciamo, lungometraggi del cinema muto. In questo senso abbiamo proprio inteso creare una sezione speciale cortometraggio, dove appunto sarà possibile presentare appunto delle opere della lunghezza massima di 10 minuti. Per quanto riguarda invece i componimenti, dunque i componimenti devono avere una lunghezza massima di 10 cartelle ed il tema che è stato scelto dall'amministrazione è il ritorno alla vita semplice e ai valori più veri. È particolare questo tema e che forse si attaglia anche alla difficile situazione che stiamo vivendo e che speriamo tutti possa risolversi al più presto. Devo dire, sono anche molto contenta di dirlo, sono orgogliosa che rispetto al precedente appuntamento dove erano già diciamo pervenuti diversi componimenti, ne sono arrivati veramente tanti. Ne sono arrivati tanti non soltanto dalla Liguria e da Genova, ma devo dire da tutta Italia. E questa cosa devo dire che ci rende veramente molto orgogliosi. Mi sembra doveroso ringraziare alcuni istituti del territorio che hanno partecipato con i loro studenti. Mi riferisco in particolare all'Istituto Marconi del Pino di Chiavari, che è il liceo diciamo, sia scientifico che classico. In particolare ringrazio la dirigente scolastica, la dottoressa Salmiraghi, ma anche la docente, la professoressa Bottini, la professoressa Martellacci e il professore Giannini, che hanno preparato i ragazzi non soltanto per i laboratori di scrittura creativa ma anche ad una lettura recitativa che poi vedremo avvenire a breve. Interessante è stato anche il contributo del liceo Luzzati, liceo artistico di Chiavari. Ringrazio infatti il dirigente il dottor Spaggini e alcuni docenti, il professore Chiappe, la professoressa Parodi, che sono intervenuti con alcune classi non soltanto sotto un profilo proprio di scrittura creativa, ma hanno creato quella locandina che è alle mie spalle, che riguarda proprio il premio letterario, e sono stati, devo dire, davvero molto bravi. Noi ci auguriamo che la giornata di oggi sia una seconda tappa, perché poi tutto quanto proseguirà con l'Umbertiade Casarzese, una manifestazione che sarà diciamo, sia caratterizzata da momenti di intrattenimento, ma che culminerà con la premiazione, che dovrebbe più o meno avvenire nel periodo primavera-estate, e auspichiamo che questo difficile momento che stiamo vivendo possa essere ormai alle spalle e possiamo tutti godere di questa situazione diversa. Io ringrazio tutti per essere intervenuti sinora. Grazie a Sabina Desiderato. Allora, adesso vediamo se riusciamo a collegarci con il Comune di Casarza Ligure per i saluti del Sindaco Giovanni Stagnaro. Sentite? Sì. Buonasera, mi Ora sentite? Sì. Benissimo, allora, ora sì. Intanto voglio ringraziarvi per questo bellissimo evento e poi voglio entrare un po' nello specifico e ringraziare alcune persone che hanno veramente dedicato tanto tempo e tanta passione
per la valorizzazione di questo momento culturale, perché per Casarza penso siano anni che non ha un evento di questo livello. Qui abbiamo seduti a questo tavolo virtuale, direi, perché purtroppo questa pandemia ci costringe a farle così, però abbiamo delle persone di un livello veramente alto, e quindi voglio ringraziare innanzitutto la dottoressa Desiderato, che è la nostra segretaria comunale, che ha creduto molto con input dell'amministrazione comunale, mia e di tutta l'amministrazione, per la valorizzazione di questa figura e per questa Umbertiade. E allora, intanto, quindi questo ringraziamento viene fatto virtuale, anche perché purtroppo siamo in un momento difficile sia dal punto di vista della pandemia che dall'allerta meteo, quindi con tutta la struttura comunale siamo presenti sul territorio. Ringrazio Francesco De Nicola, il docente di letteratura italiana contemporanea, Andrea Aveto, docente di letteratura italiana contemporanea dell'Università di Genova, Diego Divano, docente dell'Istituto Comprensivo Rapallo Zoagli, Daniele Clementi, presidente dell'Unione Italiana Circoli Cinema, anche perché comunque Umberto Fracchi ha fatto tutto quel settore del cinema muto, quindi penso che poi parleremo anche di questo, è stato un po' un pioniere di questo tipo di cinema. Bruno Gambarotta, e io voglio ringraziarlo con un po' più di enfasi, quanto comunque ha fatto un po' anche la storia della nostra Italia, su certi voglio dire, settori. E poi ringrazio, non ultimi, ma i due un po' artisti che abbiamo qui, che sono Davide Paganini, un nostro voglio dire attore, non solo attore, regista, ha fatto un sacco di cose e sta lavorando molto sul territorio, che è qua vicino qua a Casarza Ligure, di Riva Trigosa, di Sestri, però è molto legato al territorio. E poi più tardi avremo anche l'attore Maurizio Lastrico. E ringrazio anche le amministrazioni comunali, perché comunque l'Istituto Comprensivo De André, che ha dato, voglio dire, un'importanza veramente notevole a questo premio. Abbiamo proprio il coinvolgimento da parte delle professoresse, della dirigenza e di tutto quello che è lo staff dell'Istituto Comprensivo De André. Qui abbiamo anche oggi collegate delle professoresse che si sono occupate di questo. Veramente ha fatto un percorso sulla figura di Umberto Fracchi e soprattutto su quello che è il tema che abbiamo visto, le radici, i valori, le cose semplici, voglio dire, quello che è poi la cultura del nostro territorio, perché noi siamo persone che vengono da un territorio difficile, quello che è la Liguria, persone che hanno lavorato anche la terra, hanno lavorato veramente duro per costruire il proprio futuro. Questo penso sia un bel messaggio. Quindi ringrazio l'Istituto De André, ringrazio la dirigente scolastica, ringrazio le professoresse che ci sono qui collegate. Vorrei ringraziare quindi anche gli altri miei colleghi. Ora vedo che c'è collegato il sindaco di Moneglia, Claudio Magro, ma l'Istituto Comprensivo prevede anche il comune di Castiglione Chiavarese, con Giovanni Colorado e Francesco Granara, e tutto gli istituti di Chiavari, quindi tutti i ragazzi, perché questo momento è molto importante, perché veramente coinvolge i ragazzi del nostro territorio. Abbiamo ricevuto oltre 70 scritti, non soltanto dalla Liguria, ma anche dall'Italia. Voglio dire che questo è stato veramente un momento di coinvolgimento culturale. Per noi è veramente importante. Vogliamo valorizzare non soltanto la figura di Umberto Fracchi, che sicuramente meglio di me verrà, voglio dire, valorizzata da chi oggi fa questo tipo di convegno, ma proprio vogliamo valorizzare la figura anche di un personaggio che a Casarza ha trovato ispirazione per dare il suo segno nella vita. Quindi io vi ringrazio, lascio la parola a chi dopo di me farà i saluti, e veramente per l'amministrazione comunale è un onore oggi fare questo convegno, che secondo non solo me, ma penso tanti di voi, è veramente un qualcosa che va oltre un po' il contorno della nostra bellissima Casarza, ma ha anche una valenza nazionale, ed è quello che per noi, voglio dire, ci fa molto piacere e vogliamo assolutamente portare avanti. Grazie a tutti. Grazie Sindaco. Grazie Sindaco. E a proposito di amministrazione comunale, vorrei chiedere di intervenire per un saluto anche all'assessore alla cultura Mirella Biasotti. Mi sente? Se posso intervenire, Mirella Biasotti non è presente perché oggi per lei è una splendida giornata, è diventata nonna di 2 bambini, le facciamo tanti auguri, e quindi è a Genova, al Gaslini, vicino alla nuora e al figlio e ai nipotini.
interrotta la comunicazione. Vediamo se riusciamo... Sentite? Ecco, adesso sì. Porto i saluti di Mirella Biasotti, dell'assessore, che purtroppo non può essere presente perché oggi è diventata nonna di 2 splendidi bambini al Gaslini, accanto alla nuora e dal figlio, e la salutiamo veramente con grande affetto in questo momento di enorme gioia per lei e per la sua famiglia. Ottimo, bene, grazie. Ottimo, bene, grazie mille. Procedo quindi con i miei saluti. I miei saluti, consigliere regionale. Io porto i saluti del presidente Toti della regione Liguria, che ha inteso dare il patrocinio e sostenere questo percorso di valorizzazione della figura di Umberto Fracchia. Sarò estremamente breve perché voglio lasciare spazio ai relatori e ai ragazzi. Posso solo dire questo, che Umberto Fracchia, quando le sue spoglie vennero a Casarza nel 1959, trovò ad accoglierle un comitato molto autorevole, che formato in allora dal sindaco di Genova, Vittorio Pertusio, dal presidente della provincia di Genova, Giovanni Maggio, e da Eugenio Montale, che tutti conosciamo. Ecco, l'autorevolezza di questo comitato di accoglienza testimonia l'importanza di Umberto Fracchia nel panorama letterario. Le sue spoglie oggi sono accolte in questo mausoleo che si trova a Bargone, in questa bella frazione di Casarza Ligure, in una zona pianeggiante in mezzo al verde, un mausoleo che è un pezzo di storia della nostra architettura post-fascista, realizzato dall'architetto Del Debbio di Milano, un nome molto noto nei tempi appunto del 1953, quando questo mausoleo fu edificato, mausoleo che necessita di interventi di manutenzione e che nel percorso appunto di valorizzazione della figura di Umberto Fracchia vedrà e sta vedendo una grande attenzione da parte dell'amministrazione e della soprintendenza di Genova. Saluto nuovamente tutti, buon lavoro. Grazie consigliere regionale. Grazie consigliere regionale Muzio. Allora, adesso entriamo nel clou di questa videoconferenza e abbiamo qui a Villa Sottanis il professor Francesco De Nicola, docente di letteratura italiana contemporanea all'Università di Genova e Granada. Era stato ospite anche la prima volta durante l'altro convegno. Ecco, ci piacerebbe che ci raccontasse qualcosa legato proprio il protagonista Umberto Fracchia, ma legato al primo Novecento. In che maniera lo è stato, in che modo oggi vogliamo ricordarlo e lanciare anche insomma un messaggio alle scuole, visto che sono anch'esse protagoniste. Bene, credo che questa iniziativa di dedicare attenzioni a Umberto Fracchia sia meritoria. Fracchia è stato un protagonista della vita culturale italiana nei primi 3 decenni del Novecento e in quanto tale è giusto che sia studiato indipendentemente dalla mancata ricorrenza suggerita dal calendario, come spesso adesso accade, cioè si parla di un autore perché il calendario ci dice che è il decennale, il centenario, e allora ci si inventa magari di essere studiosi di un personaggio sconosciuto. Fracchia in effetti è un personaggio poco noto, il suo nome, a parte evocare magari Paolo Villaggio, il suo nome forse si lega a una vicenda tragica all'interno del terrorismo delle Brigate Rosse avvenuto negli anni '80, quando nella strada a lui dedicata avvenne una vicenda drammatica. Ma Fracchia merita ben altro e quindi, dicevo, è opportuno questa rivisitazione che cade esattamente a 40 anni dal convegno che si svolse a Genova e anche qui e anche su a Bargone nel 50° della morte. Perché è un protagonista? Perché ha saputo in questi poco più di 20 anni abbracciare tutta quella che è la vasta gamma di attività legate allo scrivere e a leggere. Fracchia esordisce in anni d'annunziani, esordisce nel 1908 con una raccolta di racconti che si intitola Le Vergini. D'Annunzio era il personaggio centrale della vita culturale letteraria italiana, sebbene in realtà ormai fosse già in Francia inseguito dai suoi creditori. E
Fracchia, come tutti, quasi tutti gli scrittori di allora, non poteva evitare questo punto di riferimento e non lo eviterà nemmeno in un'opera drammatica che si intitola La favola dell'innocenza, che esce nel 1910. Si stacca però parzialmente già da questo modello allora dominante quando nel 1912 fonda una rivista di poesia intitolata Lirica. Ecco, questa rivista è molto importante perché indica già un allontanamento da questo modello prepotente d'annunziano, e il titolo stesso lo suggerisce. Lirica indica la lirica pura, quindi quella che non vuole a tutti i costi avere effetto sul lettore. Scoppia la guerra e Fracchia era un collaboratore, anzi poi è diventato un giornalista di redazione del giornale Idea Nazionale. Il titolo vi fa capire che questo quotidiano era naturalmente interventista. Fracchia è un interventista, si arruola volontario nel nostro esercito e inizialmente viene mandato a Venezia, dove comincia a occuparsi ovviamente dell'attività della Marina e anche un po' dell'aviazione. Allora l'aviazione non aveva una sua autonomia ed era collegata agli schieramenti della Marina. E qui a Venezia conosce una crocerossina toscana che si chiamava Luciani e la sposa dopo pochi mesi. Evidentemente Fracchia era uomo di sentimenti, di passioni profonde, e viene mandato poi a Roma presso il Ministero della Marina, che lo incarica di seguire le navigazioni della Marina, della Regia Marina nel Mare Egeo. E qui è un altro fatto importante, perché Fracchia scrive un resoconto sull'attività della Marina in guerra. E se ci pensiamo, libri sulla Grande Guerra visti dal mare ce ne sono pochi. Forse, se vogliamo ricordarne uno, è di un altro scrittore ligure, Vittorio Girossi, che nel 29 pubblica Le streghe di mare, che è proprio un resoconto molto bello della vita dei marinai nel corso della prima guerra. Viene mandato nel Mare Egeo e qui naturalmente la situazione politica è molto incandescente, perché c'è un politico, un presidente del Consiglio, che è avverso al re. Questo personaggio è Venizelos. Bene, Fracchia scrive un trattatello politico sulla situazione greca. E questo già indica che cosa? Indica una dimensione eclettica del personaggio, che passa dai racconti d'Annunziani a un testo drammatico, a un resoconto di guerra e anche, abbiamo detto, a un libello politico. Finisce la guerra e Fracchia scopre un'altra passione, il cinema. E allora a questo punto ecco che anche questo elemento entra nella sua vita e fonda 2 riviste di cinema. Il cinema è ancora muto, il cinema ha i suoi primi passi, e poi nella Tespi Film diventa anche un responsabile, un fondatore di questa casa di produzione. L'attività è frenetica e mentre continua a svolgere il suo compito di critico letterario sull'Idea Nazionale, pubblica il suo primo romanzo. È un romanzo che si intitola Il perduto amore, quindi vedete che le passioni c'entrano sempre in Fracchia. È un romanzo che viene accolto molto bene. Io qui ho una recensione di Emilio Cecchi, uscita proprio sulla Tribuna nel maggio del 21, dove c'è un elogio di Fracchia, e però partendo per questa recensione dice: Fracchia l'abbiamo già conosciuto nella rivista Lirica, nella quale uscirono cose notevoli di Cardarelli. Cardarelli, che diventerà poi uno dei nostri maggiori poeti, aveva debuttato grazie a Fracchia su Lirica. E dunque abbiamo detto un romanzo, finalmente, ma non basta. Quest'uomo si fa apprezzare per questa sua dinamicità, per questa sua attività frenetica. Pare che lavorasse soprattutto di notte, quindi il giorno andava dove doveva andare, nei teatri di posa, nei cinema e nelle redazioni, di notte lavorava. E a questo punto c'è qualcuno che si accorge di lui. Questo qualcuno è un tipografo che è originario del Ferrarese, che aveva una bella tipografia, ma era un tipografo. Si chiamava Arnaldo Mondadori. Arnaldo Mondadori sceglie Fracchia a dirigere tutta la sezione
letteraria e culturale e artistica della sua casa editrice, che diventerà quello che sappiamo dopo. Mondadori aveva un orientamento abbastanza elastico, sappiamo che aveva stampato ad esempio i volantini per la presa di Roma, no? I volantini pubblicitari, e tuttavia si rende conto che ha bisogno di un uomo di grande esperienza, si affida a Fracchia, e in questo periodo la casa editrice comincia quella corsa a diventare una delle più importanti, se non la più importante, italiana. Ecco un altro aspetto dunque dell'attività di Fracchia, che fonda delle riviste di cinema, di teatro, perché anche il teatro continuava a essere una sua passione, e pubblica nel 23 un secondo romanzo che si intitola Angela. È un romanzo che ha uno scenario di una città di mare che non viene mai nominata, ma che forse non è difficile individuare in Genova. Ecco dunque quest'uomo che a questo punto è presente quasi ovunque, ma tuttavia ha un sogno che ancora non ha realizzato, quello di fondare un settimanale rivolto al pubblico dei lettori e degli scrittori. Nel dicembre del 1925 esce il primo numero della Fiera Letteraria. È un settimanale di grandissima importanza, ospita scritti di autori già noti come Pirandello, Uno, Nessuno, 100.000, esce a puntate sulla Fiera Letteraria, pubblica interviste, pubblica recensioni, pubblica articoli di costume, è insomma una palestra che ogni settimana, la domenica, si trova in edicola. Ma naturalmente questo tipo di lavoro richiede un impegno straordinario, e la redazione è formata da Umberto Fracchia e da sua moglie, e certo poi ci sono di volta in volta altri collaboratori, e naturalmente la vita non è difficile, il successo arride, conta quasi 15.000 lettori dopo pochi mesi, e questa rivista, che è essenzialmente divulgativa ma sulla quale scrivono i maggiori scrittori italiani, scriveranno anche alcuni che erano agli esordi come Moravia, Corrado Alvaro, oltre a quelli già affermati, lo stesso Svevo, Campana ed altri. Questa rivista richiede naturalmente anche un impegno mentale e morale perché gli attacchi non mancano, le invidie non mancano mai negli ambiti dove si cerca il successo, e Fracchia subisce addirittura una sfida a duello per avere in qualche modo provocato delle reazioni critiche legate anche al momento politico. Fracchia non era né fascista né antifascista, e quindi quando gli capita di pubblicare un articolo di un certo Gino Doria che ironizza sull'abitudine del regime di tradurre in italiano i nomi toponomastici stranieri, e insomma c'è una reazione da parte del regime, e quindi tutto questo in qualche modo, alla fatica materiale di tenere in piedi il giornale, aumenta anche l'impegno e in qualche modo anche lo distoglie. Tant'è vero che nel 27 Fracchia esce dalla direzione e rimane proprietario della testata, ma assume un altro incarico importante. Abbiamo detto Roma, dove vive i suoi anni iniziali, abbiamo detto Milano, dove lavora per Mondadori, la terza grande città è Parigi. Viene nominato direttore della sede parigina del Corriere della Sera, e qui vive ancora questa sua dimensione che lo porta ad avvicinarsi a quella che è la cultura che ama maggiormente oltre a quella italiana. Per non farsi mancare nulla, Fracchia traduce anche dal francese, ha tradotto nei classici del Ridere di Formigini, ha tradotto Cyrano de Bergerac, ha tradotto Balzac, e quindi ecco che in Francia ritrova un altro aspetto che lo attira e lo interessa. Ma nell'estate del 1928 torna per pochi giorni a Bargone. Di Bargone era originaria la nonna, che era della famiglia dei Laberio, e quando viveva a Roma, in ogni caso in estate tornava a Bargone, e qui aveva cominciato a conoscere il mondo contadino, il mondo a contatto con la natura, e non per nulla in questa fase ama soprattutto la poesia di Pascoli. Bene, torna a Bargone per qualche giorno,
ma si rende conto che la vita delle grandi città ormai lo ha in qualche modo disturbato. La fuga nel mondo semplice, diretto, naturale dei contadini dell'Appennino ligure, in fondo crede che gli si addica per una vita migliore. Un po' alla volta abbandona gli interessi, le occupazioni che lo portano nelle grandi città e decide di vivere a Bargone. Scrive una serie di racconti che escono sulla terza pagina del Corriere della Sera, che sono tutti ambientati nella vita modesta, nell'andare per funghi, nell'andare al fiume per pescare o nel cogliere la frutta appena maturata dagli alberi. Ecco dunque Fracchia ha scoperto questa nuova dimensione della vita e un po' alla volta sarà sempre più vicino a Bargone, dove tornava volentieri, no? Si racconta che avesse una Fiat 509 rossa coupé e su questa si arrampicava sulle strade che portavano a Bargone. In uno di questi viaggi lontani da questo luogo preferito si reca a Roma e a Roma tragicamente, prematuramente, nel dicembre del 1930 Fracchia muore. Il legame col suo paese, il paese dell'anima, verrà testimoniato da una raccolta di racconti che viene pubblicata l'anno dopo, nel 1931. Si intitola Gente e scene di campagna. Questo libro è stato recentemente ripubblicato presso l'editore De Ferrari ed è un omaggio legittimo che Bargone e Casarza hanno voluto rivolgere a lui. Ma di Fracchia a Bargone resta anche questo mausoleo, questa tomba di una straordinaria suggestione che è proprio nel cuore dei campi di Bargone. Credo che un legame più stretto non si potesse creare e quindi bene ha fatto il comune di Casarza a dedicare queste giornate, queste iniziative a questo figlio che non era figlio di Bargone perché era nato a Lucca, ma tuttavia nell'anima Fracchia era sicuramente un figlio di questa terra. Grazie al professor De Nicola e proseguiamo adesso con l'intervento di Andrea Aveto, che è docente di letteratura italiana contemporanea all'Università di Genova. Tratterà la figura di Umberto Fracchia e l'invenzione dell'informazione culturale, la fiera letteraria, la rivista di cui si accennava prima. A lei. Dovrebbe funzionare regolarmente. Anche io ringrazio preliminarmente l'amministrazione comunale di Casarza, il signor Sindaco, in particolare il segretario comunale Sabina Desiderato per questa occasione, anzi per questa serie di occasioni, di cui sono venuto a conoscenza molto tempo fa, quando si era ancora nel mondo di prima, ecco, prima che tutto quello che è capitato ci costringesse ad andare in giro nei modi in cui ormai siamo abituati ad andare. Mi ero stupefatto quando la dottoressa Desiderato si era presentata a Genova per proporre una serie di iniziative che l'amministrazione comunale di Bargone aveva intenzione di allestire intorno a Fracchia. È vero, Fracchia nella memoria di chi ha qualche anno di più è spesso confuso con un personaggio gemello di Ugo Fantozzi e difficilmente anche a scuola il nome di Umberto Fracchia arriva e viene restituito nelle modalità in cui Francesco De Nicola ha fatto poc'anzi. Quando poi un anno fa tutto è letteralmente precipitato, ho ritenuto che l'iniziativa sarebbe naufragata, come tante altre iniziative sono naufragate a partire dalle Olimpiadi di Tokyo in giù. E tuttavia, nonostante tutto, siamo qui, siamo addirittura in presenza, vincendo anche le insidie del tempo, ma la clausura domestica rende appetibile un viaggio sotto il diluvio attraverso la Val Bisagno, la Val Fontanabuona e la Val Petronio, pur di stare lontani per qualche ora da casa, a parlare di Umberto Fracchia, uno scrittore che sembra davvero consegnato in qualche modo a un passato ormai remoto, usando la formula che Luigi Baldacci utilizzò 20 anni fa per fare riferimento al primo Novecento passato remoto, ma che a 20 anni di distanza sembra davvero un trapassato remoto, un secolo ormai
lontano, sempre più lontano e qualche volta si tenta di dire addirittura irrecuperabile. Una settimana sì, una settimana no, gli inserti settimanali dei grandi quotidiani italiani, La Repubblica, il Corriere della Sera, rispettivamente Robinson e La Lettura, offrono delle paginate dedicate a autori da riscoprire del Novecento, e la carrellata che ne fa emergere, i nomi che ne escono fuori, nomi che si trovano abitualmente nei manuali di storia letteraria del nostro paese, che tutti gli anni Francesco Nicola e io abbiamo assegnato agli studenti all'università, ecco, lasciano pensare che se occorre attingere delle graduatorie il nome di Fracchia potrebbe arrivare chissà tra quanti anni. Sono passati quasi 100 anni dalla pubblicazione del libro, che è rimasto nella memoria letteraria del nostro paese legato al nome di Fracchia, di Angelo, un libro che però non torna in libreria da ormai più di 30 anni e che difficilmente si può pensare possa essere riproposto se non in una prospettiva di archeologia letteraria, di riproposta archeologica di un passato lontano. E allora l'occasione mi pare utile, se non addirittura fondamentale, per cercare di trovare una chiave diversa per accostarsi a questo scrittore che fu anche tante altre cose, come è ben emerso dalle parole che Francesco De Nicola ha detto prima di me e che altri immagino diranno dopo di me. Alla radice cioè di quella modernità di Fracchia che lo fa diventare oggetto meritevole di attenzione anche agli occhi, spero, di giovani studenti. E una delle cose che ho tenuto che accadessero, che ho sempre insistito di ricordare alla dottoressa Desiderato, è che la platea dei potenziali ascoltatori fossero gli studenti delle scuole, che potessero essere in qualche modo interessati direttamente a accostarsi con questo autore di cui magari non hanno neppure sentito una volta nominare il nome, attraverso il tentativo di far riemergere i tratti più nuovi, più moderni, addirittura da autentico precursore di una modernità che quando Fracchia era in vita e lavorava era ancora di là da venire. Tutto quello che Francesco De Nicola ha ricordato poc'anzi, la quantità davvero sorprendente di iniziative giocate su terreni, su tavoli diversi, Fracchia li ha messi in fila nell'arco di 41 anni. Un paio di anni, anzi un anno in più di quanti ne ha il relatore che parlerà dopo di me, 2 in meno di quelli che io in questo momento. Ecco, questo dà certo verso i brividi, mette in qualche modo, impressiona per la capacità davvero di fare stare dentro una vita così breve, 41 anni, una serie di iniziative così varie e così ricche, e tutte, ripeto, legate a doppio filo alla capacità di precorrere i tempi. Francesco De Nicola ha ricordato e ha messo in fila una serie di appuntamenti che hanno scandito la vita di Fracchia, l'incontro con Arnoldo Mondadori e l'ingresso nella neonata casa editrice in qualità di primo direttore letterario. Ecco, uno scrittore che a partire dal 1921 e fino al 1925, l'impresa non andrà poi oltre per dissidi anche caratteriali che porrà fine a un certo punto a questa esperienza, Fracchia è il primo direttore letterario della casa editrice Mondadori. Successivamente Mondadori avrebbe assunto altri direttori letterari, degli specialisti, dei professionisti. Il secondo, quello che subentra a Fracchia, sarebbe stato niente meno che Valentino Bompiani, destinato di lì a pochi anni, con i soldi della liquidazione intascata da Mondadori, a diventare a sua volta editore. 40 anni dopo Fracchia, quella stessa parte che Fracchia aveva assunto nei primi 5 anni degli anni 20 sarebbe stata assunta da un altro scrittore, da un poeta di primissima grandezza del Novecento italiano come Vittorio Sereni, che anche lui aveva alle spalle delle esperienze editoriali legate al mondo delle riviste, che aveva un portafoglio di contatti utili a creare relazioni tra gli scrittori, tra gli intellettuali, e che sarebbe stato chiamato da Arnoldo Mondadori, di nuovo lui, a ricoprire la stessa carica che originariamente aveva avuto Umberto Fracchia. E poi il mondo del cinema, che Fracchia
lambisce, attraversa, frequenta, davvero appassionato nella dimensione davvero pionieristica che ci si poteva concedere all'inizio degli anni '20. Basti pensare cosa sarebbe capitato nell'Italia degli anni 50 e 60 con la partecipazione sistematica degli scrittori che vengono arruolati a fare gli sceneggiatori dei film nella Hollywood sul Tevere che diventa Cinecittà negli anni della vigilia e poi del pieno boom economico. E poi, ultimo elemento del quale mi piace ricordare, la pubblicazione, l'edizione, la fondazione della Fiera Letteraria, che è il tema sul quale intendo concentrarmi per i pochi minuti che ho ancora a disposizione. La Fiera Letteraria compirà tra 5 anni un secolo. Ha avuto una storia lunghissima che gli ha consentito di attraversare con alcune lacune grosso modo metà secolo, arrivando sino agli inoltrati anni 70. Ha avuto una storia intorcinata, complicata, difficilissima da raccontare, in cui si sono succeduti non soltanto i nomi dei direttori ma anche quelli dei titoli stessi della rivista, che a un certo punto cambia nome, poi lo riacquista a distanza di anni, proprietà, sedi di pubblicazioni, anche colore politico nell'Italia post bellica, intendo seconda guerra mondiale. Una storia non facile da raccontare, che però ha avuto la singolare caratteristica di rimanere fedele per tutta la durata a un modello che Fracchia inventò, o meglio trapiantò in Italia nell'anno 1925, quando in Italia quel modello di informazione culturale non esisteva. La Fiera Letteraria non va confusa con una rivista letteraria, non è uno di quei tanti prodotti editoriali in cui gli scrittori si trovavano a collaborare. Ecco, ora proviamo. Non era una rivista in cui gli scrittori proponevano soltanto le loro opere in anteprima, le loro poesie, i loro racconti. Ecco. Sì, dicevo, la Fiera Letteraria non va confusa e non va chiamata una rivista letteraria, è un giornale di informazione culturale, letteraria, artistica, scientifica, che si preoccupa tutte le settimane di offrire informazioni su quello che accade nel mondo delle lettere, delle scienze, delle arti, della musica. È un fatto inusitato nell'Italia di allora, in cui i giornali si occupavano di letteratura, si occupavano di scrittori, ma chiudevano in qualche modo la letteratura, il mondo della cultura in quel recinto conchiuso della cosiddetta terza pagina, quello spazio che a partire da una certa data in poi tutti i giornali italiani, dal Corriere della Sera in poi, destinavano alla letteratura tutti i giorni, abdicando in qualche modo a quella funzione giornalistica di informazione giornalistica che i giornali, per quanto riguarda gli argomenti culturali, rinunciavano a dare. Con la Fiera Letteraria, guardando un modello d'Oltralpe, le novelle letterarie in primo luogo, Fracchia decide di fare per la prima volta informazione culturale in Italia. Tutte le settimane un giornale settimanale che condivideva con i giornali quotidiani lo stesso formato, la stessa impaginazione, le stesse caratteristiche tipografiche, che informava su quello che accadeva, sull'uscita dei nuovi libri, certo, i libri venivano recensiti e discussi, ma veniva offerta un'informazione a 360 gradi su quello che accadeva nel mondo delle lettere. È qualcosa davvero di nuovo, di innovativo nell'Italia di allora, che avrebbe durato fatica per essere introdotto. Ecco, è proprio questo il tratto di una modernità davvero precorritrice dei tempi, capace anche di intercettare episodi, fatti, circostanze che poi avrebbero conosciuto pieno
pieno riconoscimento soltanto negli anni successivi. Non posso non ricordare che in margine proprio alla pubblicazione della fiera letteraria nasce a un certo punto la Fiera del Libro, che tutti gli anni, in prossimità di Natale e di Pasqua, viene ripetuta nelle varie città italiane. In margine alla pubblicazione della fiera letteraria nasce nel 1929 un premio letterario, premio della fiera letteraria, che poi nel 1931, sull'onda dell'emozione per la morte di Fracchia, verrà proprio intitolato come il premio che l'amministrazione comunale di Bargone ha deciso di rilanciare. Ecco, è proprio in questa capacità di precorrere i tempi, di farsi interprete di tendenze che avrebbero poi conosciuto il loro pieno sviluppo soltanto decenni più tardi, che mi pare si possa oggi guardare a Umberto Fracchia come a un nostro contemporaneo, e vi ringrazio. Grazie, proseguiamo con l'altro docente che è in presenza insieme a noi. Do il benvenuto e la parola a Diego Divano, docente dell'Istituto Comprensivo Rapallo Zoagli. Ci parlerà nello specifico di Umberto Fracchia nell'archivio digitale del Novecento letterario italiano. Grazie mille, mi unisco ai ringraziamenti di Andrea Veto nei confronti della signora Desiderato che ha organizzato l'appuntamento odierno, e il mio intervento è, come dire, grosso modo incentrato su una ricostruzione diciamo del percorso che ha portato le carte di Umberto Fracchia a essere consultabili e fruibili dapprima nel solo territorio del comune di Casarza, poi presso la Biblioteca Universitaria di Genova, quantomeno in parte, e da qualche anno a questa parte, ormai sono passati però praticamente quasi 20 anni da quando questo percorso di digitalizzazione è stato iniziato e poi portato quasi del tutto a compimento, e dunque questo lavoro ha determinato la possibilità di fruire delle carte, della lettura delle carte, dei documenti legati all'esperienza di Umberto Fracchia, ma anche e soprattutto della fiera letteraria, attraverso la consultazione di un archivio digitale che è a questo punto fruibile e consultabile in qualunque parte del mondo, no? Ecco, è sempre abbastanza curioso vedere come dire, noi abbiamo conosciuto una sorta di rivoluzione digitale che però praticamente data di soli 20 anni, no? E in 20 anni le cose sono cambiate radicalmente e tantissime difficoltà del passato sono state superate, e davvero le possibilità degli studi oggi sono straordinarie rispetto a quelle che potevano essere in atto soltanto 20 anni. Quindi mi sembra particolarmente opportuno realizzare un percorso che vada un po' a ritroso. Le carte di Fracchia sono state conservate nella casa di Bargone, che prima già il professore De Nicola citava, di cui Fracchia ha ripreso possesso sostanzialmente nel 1928, e lì sono rimaste sotto la tutela e la custodia della moglie Bruna Luciani, che è sopravvissuta a Fracchia per oltre 30 anni, è morta nel 63. Poi sono passate al fratello di lei, Vittorio, che le ha conservate per altri 5 anni, e infine sono passate, diciamo, sotto la tutela dello Stato nel momento in cui è avvenuto un ultimo decesso che ha lasciato priva di eredità questo straordinario, direi, patrimonio. A quel punto è nata una sorta, come dire, di joint venture tra la Biblioteca Universitaria di Genova e il Comune di Casarza, che ha portato a una sorta di separazione, diciamo, di divisione tipologica dei documenti, per cui la biblioteca dello scrittore, che comprende circa 4.500 pezzi tra libri e periodici, è tutt'oggi appunto conservata in questo edificio. Le carte invece sono state trasferite e poi studiate presso la Biblioteca Universitaria di Genova. Il primo risultato diciamo, di questo lavoro è il catalogo che forse è possibile vedere all'inizio, diciamo, del percorso di immagini che ho preparato, che è stato realizzato proprio da
responsabili bibliotecari della biblioteca universitaria, che data al 1987, quindi un catalogo che metteva la sua attenzione in particolare sulla corrispondenza della fiera letteraria negli anni tra il 1925 e il 1926, un blocco di circa 1700 lettere. E la cosa molto curiosa rispetto a questa prima sistemazione della corrispondenza della fiera letteraria è che in modo abbastanza clamoroso, praticamente quasi 20 anni dopo, nel 2005, sono stati trovati presso la casa di Bargone di Fracchia altri circa 850 documenti epistolari di straordinaria importanza, perfettamente sovrapponibili alla stagione del blocco di lettere precedente, e quindi il catalogo del 1987 risulta incompleto rispetto a documenti che sono venuti fuori successivamente e che solo nella dimensione digitale è stato possibile recuperare e associare ai precedenti. Dalle immagini che stanno scorrendo avete visto forse anche le schermate dei siti internet presso i quali è possibile procedere alla consultazione dell'archivio. Questo è un progetto AD900, Archivio Digitale del Novecento Letterario Italiano, che è nato nel 2003 da un progetto di ricerca di interesse nazionale che ha coinvolto moltissime università italiane, che sono poi aumentate nel corso dello sviluppo del progetto, e che ha avuto un nucleo genovese di ricercatori, dottori di ricerca, assegnisti, che si sono alternati in questa attività di schedatura e digitalizzazione sotto la direzione dei professori Franco Contorbia e Luigi Surdic. Ecco, questo lavoro ha consentito davvero di dare una nuova vita a queste carte, non solo perché queste carte sono oggi visibili e consultabili da chiunque, previa, come dire, iscrizione e richiesta di relative autorizzazioni alla consultazione, ma davvero ha reso possibile anche una ricerca effettiva su queste carte, quindi non si possono solo vedere, ma c'è un sistema di schedatura che permette di ricercare direttamente toponimi, nomi di autori, di scrittori, di personalità, date dei documenti, quindi ci sono una serie di campi di ricerca che permettono di far interagire tra loro questi documenti, non solo all'interno del fondo dedicato a Umberto Fracchia, ma anche tra tutti gli altri fondi che partecipano a questo progetto, e quindi tutte le altre università, biblioteche, tutti gli altri centri di ricerca a livello nazionale hanno potuto inserire i loro documenti, quindi i documenti di Umberto Fracchia per quanto riguarda la Liguria sono, come dire, in compagnia delle carte di Edmondo De Amicis, per esempio, conservate in Peria, sono in compagnia delle carte di Lucia Morpurgo Rodocanacchi, e questi fondi dialogano tra loro e con gli altri fondi a livello nazionale, penso tra i più importanti alle carte di Palazzeschi, di Gozzano, di Cesare Pavese. Ecco, io ho poi voluto dare una sorta di piccolo assaggio, ecco, di carte che è possibile, come dire, visionare, e a cui gli studiosi, ma anche davvero a questo punto semplici curiosi o gli studenti possono fare riferimento. I documenti sono stati digitalizzati grosso modo suddividendoli in 3 serie. La prima conserva le carte d'autore, in particolare tutti quei testi che erano stati inviati alla redazione della Fiera Letteraria per la pubblicazione, che sono stati conservati. Uno dei pezzi più importanti è senza dubbio un brevissimo estratto dattiloscritto del romanzo Uno, Nessuno e 100.000, che già il professor De Nicola ha ovviamente citato, in quanto probabilmente, oltre che essere uno dei libri più importanti del Novecento, è anche uno dei pezzi forti tra le pubblicazioni della Fiera Letteraria. Il romanzo, o meglio il libro, esce a puntate tra il 13 dicembre del 25, il primo numero della Fiera, e il giugno del 1926, e poi viene pubblicato dalla casa editrice Bemporad. Un altro testo
che io ho scelto così per una curiosità personale, è un testo di Filippo Tommaso Marinetti, un progetto di leva militare futurista, ecco, in cui Marinetti avanza la curiosa ipotesi di far partecipare alle guerre gli anziani, cioè invece di, come dire, procedere come dire, in modo ordinario dalla leva dei diciottenni in su, di ribaltare, ecco, questo concetto. Forse non ce lo si sarebbe aspettato da Marinetti, ma invece, come dire, questa è una proposta che comparve sulla fiera nel marzo del 27. Ho scelto poi una serie di lettere, ecco, che ora vedo iniziare in questo momento, così raggruppate un po' per tipologia. Questo è un pezzo importante perché è un documento del 7 aprile del 1925 ed è la prima lettera in cui Fracchia allude al progetto di realizzazione di un giornale di informazione letteraria che poi porterà a compimento entro la fine di quell'anno. La lettera viene inviata a una personalità importantissima, Luigi Federzoni, che all'epoca era ministro dell'Interno, sarà poi presidente del Senato per praticamente un decennio. I due si conoscevano perché Fracchia aveva preso parte alla fondazione dell'Associazione Nazionalista Italiana e quindi era rimasto legato a molte personalità del fascismo di provenienza nazionalista, Federzoni per primo, penso anche a Corradini. E quindi, come dire, il suo era sì certo un modo per chiedere consiglio e informare, ma anche un modo per ricercare, come dire, finanziamenti e aiuti nella realizzazione di un progetto che così tanto lo avrebbe impegnato dal punto di vista economico. Una piccola carrellata di questi documenti epistolari può coinvolgere anche personalità che non ci aspetteremmo, come quella di Leo Longanesi, per esempio, che poco più che ventenne invia a Fracchia una richiesta di, come dire, accordo di collaborazione tra i giornali e mostra anche nella lettera che ho presentato una certa deferenza, ecco, nei confronti di Fracchia, che non ci si aspetterebbe da una personalità come quella di Longanesi, molto battagliera, ecco, in quegli anni. Stesso discorso rispetto a Longanesi lo si potrebbe fare per Curzio Malaparte, che avrà un ruolo importantissimo nella fiera. Inizia dalla seconda metà del 26 a pubblicare una rubrica abbastanza frequente sulle pagine del giornale, Foglie della Sibilla, e poi dal gennaio del 27 diventerà responsabile della redazione romana e finirà per essere addirittura condirettore del giornale nel momento in cui Fracchia si sarà disimpegnato, mantenendo la proprietà della rivista, ma tutto sommato non essendo più coinvolto direttamente nell'attività quotidiana. Chiudo questo passaggio sulle corrispondenze con il capitolo delle lamentele, no? Ecco, un testo interessante da questo punto di vista è quello di Giuseppe Ungaretti, che risale già a gennaio del 26. Ungaretti viene invitato a pubblicare un primo testo sulla letteratura francese su Paul Valéry, lo pubblica a dicembre e poi però ritira, diciamo, i successivi scritti perché già a gennaio, perché il pagamento non è stato, come dire, concordato, non è stato onorato in modo completo. E, come dire, stesso discorso si potrebbe fare per un altro grande intellettuale del Novecento italiano che è Giuseppe Prezzolini, sempre, come dire, per la serie anche i grandi letterati hanno un portafoglio, ecco, insomma, non so come dirla, ma magari a volte, come dire, non penseremmo che questi grandi uomini abbiano anche delle necessità quotidiane, ma le avevano. Prezzolini si autopropone come dire, inviato corrispondente dalla Francia, dove lui risiedeva per lavorare presso l'Istituto di Cooperazione Intellettuale Internazionale, e come dire, pubblica diverse note, ma insomma insiste molto perché queste note gli siano compensate. Poi alla fine dell'anno, insomma, si stufa perché non ne può più di attendere i suoi compensi. È curioso anche vedere le risposte di Fracchia, che si scusa sempre, non sa come fare, ma insomma alla fine insomma deve riconoscere il suo torto. Chiudo
mi porto alla conclusione con un'ultima curiosità che è legata alla festa del libro, che viene realizzata in due circostanze, nel maggio del 27 e ripetuta nel giugno del 28, che è un'occasione in cui vengono venduti diversi manoscritti e cimeli letterari. Tra questi c'è una lettera importantissima che non viene poi venduta, quindi è rimasta in possesso, diciamo, delle carte di Fracchia, che è una lettera di Verga, in cui Verga scrive a un amico catanese, un avvocato che si chiama Salvatore Paolo Verdura, in cui lui annuncia il progetto del ciclo dei vinti, cioè dei romanzi che solo in parte ovviamente Verga pubblicherà, e questa lettera è stata studiata per decenni, perché poi è stata ovviamente pubblicata, ma è parte ancora tutt'oggi delle carte di Umberto Fracchia. Grazie a tutti. Grazie mille anche per la documentazione che ci ha permesso di vedere. E adesso c'è una sorpresa, Sabina, lo accennavi anche tu. Ecco, e sì, cambiamo un po' la scaletta perché abbiamo il piacere di collegarci con Maurizio Lastrico e non c'è bisogno di dire altro, non occorrono presentazioni, più che altro ci sente? Io vi sento. Eccoci. Grazie mille veramente dell'invito e so che a breve ci vedremo a Casarza anche per una data, quindi dal vivo, e lo spero alla grande. Sono contento di essere stato chiamato in questo momento con un artista che, pur non essendo ligure, ha trovato qui la particolarità, e mi fa piacere perché qui da noi c'è una schiettezza, una forza. Grandi, non sentivo. Sento dell'audio delle persone che parlano, anzi vi preannuncio che per il mio intervento comico abbiamo discusso varie volte, siamo su Telepace come fare eccetera. La mia idea è quella, proprio da ligure genovese, chiedere a voi uno dei miei brani, quello che più preferite, quello che vi sballa di più, e farlo, perché qua questa terra è schietta, no? È questo secondo me che gli è piaciuto. Come mai tanti artisti nascono qua? Non credo siano le polveri dell'Ilva, insomma, cioè è qualcosa di forte, e anche il pubblico qua è veramente più forte, perché l'atteggiamento nostro in questa terra quando sale su un attore, un comico, è, come dico, signore e signori, ecco a voi il comico, eccolo lì, dai, fenomeno, speriamo di aver preso la fregatura questo qua. Quindi proprio per questo voglio lanciarmi, tanto ringraziarvi per l'invito in questa situazione, ma prima di iniziare e chiedervi un brano, devo dedicare un brano, visto che siamo nel 700° anno di celebrazione dantesca della morte, al mio dentista che è di Casarza e si è collegato qui, e ho scritto un brano per lui, e spero di collegarmi anche a quel tipo di sensibilità che Fracchia aveva, fatta in piccolo da uno di Sant'Olcese. È dedicata al mio dentista Lino, persona squisita. Mi ha fatto un controllo di routine, gli ho pagato un Opel Corsa. Ma facciamolo un impianto nell'osso, Mauri, che quando ridi poi è brutto. Ho un'idea migliore, non rido più, resto mocio. Dentista, paura, pezzo. In endecasillabi, omaggio a Dante. Entrato a chiappe strette dal dentista, subodo un trapanar che il cuor ne fasta. Vabbè, sfogliando e tette su rivista. Vedo che il sindaco Stagnaro ride, grazie mille. Don't worry, dico a me con ritmo rasta, ma anche se scancello in cuor paura, nei boxer temo traccia ne è rimasta. Mi aggiorno su chi tromba l'avventura, quando ecco suo assistente, or su a chi tocca, son solo, il deretan fa pigliatura. Tentenno ma tant'è mia ora scocca, e dentalica igienista al fin mi pesca, con l'amo su cabava in dentro a bocca. Ma or ecco lo dottor che l'ago innesca. Nel caso sente mal, braccino alzato. Nel dubbio son già stato a libertesca. Ma come un guardaline,
cornutato, baresica richiesta egli ignora, su apra che la pero nel palato, o Santa Madre Teresa, Calcuttea suora, perché devo patir sta pena immonda, con cui finanzio un SUV per mia signora, per sua signora, la guancia sento già dormiente e tonda, ma doctor come un sposo in prima notte è in tiro già per farne una seconda, e vedendomi tremar l'infame sfotte. Se fossi tuo papà sarei deluso, se fossi io il tuo sarei un ignote. Cessato il trapanar, non cessa abuso, ne scazza se non faccio la fattura, purtroppo la stampante fuori ullo, o uom c'hai chiappe uguali allo tuo muso. Ti ringhio il mio rivor come gattuso, e per tutta l'iva che in tue vite l'uso ti possano fiamme gialle ardere il buso. Grazie mille. Ho cercato di edulcorarla, essendo anche sugli amici di Telepace, perché si sono tutti belli. Io amo perché mia mamma è di Chiavari, quindi la vedevamo sempre. Chiedo pure di aprire il microfono e voglio fare un bis per festeggiare questo incontro, anche se virtuale, con voi. Potete pure aprire per un secondo i microfoni, io guardo anche la chat, il brano che richiedete, che sia in lingua genovese, quello che volete, lo faccio. Mi dà una svegliata bella. Potete dire quello che volete. Ciao Maurizio. Sì. Ciao. La metropolitana? Ah, beh, il pezzo della metropolitana ti ringrazio, però purtroppo è molto visual quello del pezzo della metropolitana, quindi è difficile farlo qua. Ci vorrebbe uno dei pezzi raccontati, insomma. Che... Mauri, forse il pezzo sul territorio, del territorio ligure. Ah, i luoghi di Genova. Guardo se lo trovo e ne faccio un estratto. Ah, può essere interessante. È un brano di territori. Con dentro circa 200 posti di Genova, luoghi... Ah, eccolo qua, fantastico. È già la versione capodannesca. Nel caso ci siano delle cose un po' sconce, io le edulcoro. Faccio una specie di... No. Allora, ne leggo giusto un brano. Ci sono 200 posti delle nostre zone ligure, basso piemontesi, citate dentro. Il titolo è Camogli e buoi dei paesi tuoi. Mi ricordo che l'inverno di un paio di anni fa è stato tremendo. Fuori c'era un freddo baiardo. Però, fortunatamente, verso metà marzo è cominciato a spuntare qualche raggio di sole. Mi sono detto, vabbè che una rondanina non fa primavera, ma stare ancora un po' in casa mi giravano, c'hai presente i mulinetti? Sai che faccio? Uscio, mi giro la moneglia, mi tiro dietro la portoria, metto un piede sullo zerbino, ma porta dei vacca, mi sono scordato le chiavari, provo a suonare alla vicina, brin, 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 niente, provo anche a Bussana, niente, o San Colombano Certenoli, che è dalle vostre parti tra l'altro, e Orero, come faccio a entracque? Col piede di porco. Ah, perché me ne scordo sempre, testa di quezzi che non sono altro. Però alle volte, quando sei nelle bratte, disperato, hanno proprio ragione i buddisti. Il Carmine ti dà una mano. Sì, e il destino ti piazza dell'amor perfetto inaspettatamente. Infatti, mi voltaggio, vedo arrivare una ragazza splendida, una bellezza un po' contrastante, un po' la Maddalena, un po' la Fata Turchino. Un'apparizione. Poi ragazzi, sotto colle, un bel vedere, non era livellato, no, a 2 mele. E poi, peraltro, la vedo camminare in mezzo alla gente tutta fiera del mare. E in tutto il borgo, incrociati 10, salutati 0. Perfetto, deve essere di qua. A moglie vuoi dei paesi tuoi. Maurizio, sono Claudio Muzio, consigliere regionale. Mi Salve! senti? Ciao, io penso che, considerato anche i guai che stiamo passando noi pendolari dell'autostrada, sì? Proprio in considerazione di questo potresti farci il pezzo dell'autostrada, che è meraviglioso. Mi sembra fantastico. E allora la dedico a tutti gli amici liguri e non liguri che si trovano a girare nelle nostre strade, quindi
speriamo, una volta riaperto la possibilità di girare in giro, che la situazione autostradale migliori, ed è un'ode alle autostrade liguri. E non. Partito al chicchiricchio dello gallo, prevedo di pranzar su spiagge amate, ma entrato il maxi schermo scrive in giallo: lasciate ogni speranza quest'estate. Partenza era assai più intelligente se invece di instradarvi dormivate. Sì lungo di vetture lo serpente, che quando giungeremo a nostra meta dovremmo rinnovar bollo e patente. Ma se mi chiederà il casel moneta, con voce femminil preregistrata la manderò a casa, ma da poeta. O cassiera benettonica occultata, la stessa sia Bolzano che Alicata, che il posto al casellante s'è ciulata e ad ogni arrivederci è sfanculiata. Ritengo la mia pena già scontata, via Crucis lungomono carreggiata, con sol Radio Maria sintonizzata, e a pranzo in galleria fece grigliata, in spiaggia mi aspettava fidanzata, ma ormai con il bagnino si è sposata. Grazie mille a tutti, grazie per le imbeccate. Maurizio, posso? Mi sentite? Sì, prego. Allora, non sono, mi permetto, però volevo chiudere così. Siamo qui a ricordare Umberto Fracchia col cuore che batte per la nostra amata, che è stato qui a Casarza, trepidante, col cuore brucerchiato per la nostra amata. Ah, va bene, c'è contendimento, ma siamo colleghi di sventure. Io non voglio rubare più che altro spazio, so che alle 6 dovete finire. Grazie mille per l'invito. Incontrare delle persone anche virtualmente è una forza. Complimenti per il vostro premio e spero di poterlo venire, diciamo, a celebrare di persona. Sarebbe veramente un onore. Grazie mille per noi, Maurizio, per noi è un onore. Voglio A bene. presto a tutti. Ciao a tutti. Ciao. Grazie a Maurizio Lastrico per aver partecipato e essere stato in qualche modo insieme a noi anche oggi. Adesso andiamo avanti, seguiamo la nostra scaletta e dovremo avere in collegamento Daniele Clementi, presidente dell'Unione Italiana Circoli Cinema, e ci racconterà il sogno cinematografico di Umberto Fracchia. Mi sentite? Mi date una conferma, per favore? Sì, sentiamo. Perfetto, grazie, buonasera. Sì, sono Daniele Clementi, presidente dell'Unione Italiana Circoli Cinema, nata nel 1951 sotto l'egida di Roberto Rossellini. Dunque, il discorso del sogno cinematografico. Bisogna fare qualche premessa, fare un salto indietro nel tempo, parlare del 1905 per capire quello che succede strutturalmente nel nostro paese. Nel 1905 esce un piccolo film fondamentale, perché poi a conti fatti è considerato il nostro primo vero film, cioè La presa di Roma. È un lavoro di Alberini, è l'inizio della nostra cinematografia e poco dopo, 9 anni dopo, noi siamo già al vertice di quella che non è ancora l'industria cinematografica, ma è al vertice dell'arte cinematografica, perché nel 14 la Itala Film a Torino realizza il Colossal Cabiria. Non dobbiamo mai dimenticarcelo, noi siamo abituati a pensare a Ben-Hur di William Wyler, siamo abituati a pensare a Quo Vadis, le versioni diciamo americane, siamo abituati a pensare ai giovani artigiani romani che realizzano con gli avanzi di scena di Ben-Hur i loro film di Ercole e Maciste. No, noi abbiamo insegnato agli americani e al resto del mondo come fare i Colossal. Siamo stati noi. Quindi quando Fracchia entra nell'universo del cinema, entra in un contesto dove noi siamo l'eccellenza. Questo è molto importante, non l'eccellenza in Europa, no, siamo proprio l'eccellenza nel mondo. Stiamo insegnando noi agli altri a fare cinema. Certo, Pastrone si confronta con un problema molto grosso. In quel momento il cinema non era assolutamente considerato un prodotto di interesse intellettuale o comunque di interesse borghese, per cui era un qualcosa per gli incolti, per gli zotici, era una cosa burina. Si andava a vedere i film perché erano film di attrazioni e quindi quando Pastrone cambia le cose con la Itala Film, dopo qualche esperimento
diciamo dello stesso pregio, lo fa scegliendo una partnership del tutto nuova, cioè chiede a Gabriele D'Annunzio di collaborare al progetto. Le didascalie di Gabriele D'Annunzio di Cabiria trasformano il modo di percepire il cinema da noi. E improvvisamente ci sono grandi teatri che aprono le porte al cinema, grandi orchestre che eseguono la colonna sonora di Cabiria, le didascalie di D'Annunzio. Insomma, il cinema dimostra di non essere un prodotto di attrazione, ma di essere un prodotto artistico che può richiamare l'attenzione di spettatori molto molto selettivi, che andavano all'opera ma non andavano al cinema. Ma naturalmente resta Maciste, resta l'eroe, e quindi in qualche modo il nostro partenopeo pagano, quindi in qualche modo il cinema continua anche a soddisfare un pubblico che ha delle passioni meno raffinate. E di lì a poco arriva l'opportunità per Fracchia di lavorare nel cinema, e qualche anno dopo, perché 5 anni dopo questa grande rivoluzione di Cabiria, che si era già citato in qualche modo D'Annunzio, perché è una figura, è un motore incredibile per la cultura donna in quel periodo, e 5 anni dopo lui tenta la via del cinema a Roma. È interessante perché in quello stesso anno succede qualcos'altro. A febbraio, all'inizio di febbraio, figure come Douglas Fairbanks, Mary Pickford, Griffith, Chaplin costituiscono la United Artists, e quindi in qualche modo all'estero si comincia a creare una nuova onda di cinematografia e di autorialità. È presto per parlare di autorialità come la intendiamo noi, ma già siamo entrati in quel tipo di contesto. E quindi a Roma cosa succede? A Roma c'è una produzione effettivamente prolifica, un po' meno forte di quella di Torino all'epoca, ma molto promettente. Cinecittà arriverà molto tempo dopo, l'Istituto Luce nascerà poco dopo la fine del sogno di Fracchia del cinema, quindi siamo in una fase differente. Ecco, bisogna un po' capire, perché lui in realtà fa qualcosa di estremamente stimolante. Lui gira nel 19 un film come La Bella e la Bestia, che non viene apprezzato. Non abbiamo molte informazioni, non abbiamo più il film, abbiamo qualche foto di scena e abbiamo qualche recensione che non ne parla con entusiasmo. Ma facciamo un passo indietro, capiamo che cosa succede, cosa lo spinge e che cos'è questa società che gli dà disponibilità, cioè la Tespi Film. Allora, la Tespi Film è un'azienda molto interessante che cerca di specializzarsi in un segmento che necessariamente si sviluppa in questo modo e con questa raffinatezza solo di conseguenza alla rivoluzione che la coppia Pastrone D'Annunzio avevano fatto. La Tespi Film infatti sviluppa degli adattamenti cinematografici molto sofisticati di grandi classici della letteratura o di testi contemporanei di fortissimo impatto commerciale. Per cui noi abbiamo intanto D'Annunzio, perché uno dei film della Tespi Film è Il Ferro, tratto da Gabriele D'Annunzio, ma abbiamo altri progetti della stessa importanza e appunto avremo anche Indiana, che è un film di Fracchia, e avremo addirittura un film molto sperimentale e intrigante come La notte romantica di Dolly, tratto da Edgar Allan Poe, e in effetti a guardarlo questo film sembra in qualche modo già iniziare a comprendere quell'esperienza cinematografica importante che sarà appunto quella del cinema espressionista. Quindi in qualche modo la Tespi cerca di integrare quello che conosce, quello che sa della cinematografia del momento con le avanguardie, con le nuove sperimentazioni. Fanno anche La Rosa da Pirandello, per capirci. Quando lui realizza quindi La Bella e la Bestia, si confronta con un progetto ambizioso, con un film interessante, ma si confronta anche con un'abitudine dello spettatore molto più elevata, perché nel frattempo quello che aveva fatto la Italafilm aveva cambiato il nostro modo di rapportarci con i film. Però il suo contributo non si ferma a un esperimento, perché lui comunque lavora con dei nomi che sono di grandissima importanza, come Diana Karen, che è una delle grandi dive che abbiamo avuto proprio in quel periodo, ma è diversa dalle altre. Questo è intrigante perché ci dimostra quanto fosse sensibile e quanto riuscisse a interagire con il futuro, con i nuovi esperimenti. Perché? Perché lei è una delle poche che potremmo fortemente considerare pre-femminista. Vi prego,
cercate di capire che io mi muovo cercando di usare delle parole chiave che facciano capire l'importanza delle cose, ma parlare di prefemminismo in quel momento comunque è un azzardo, cioè lo faccio per comunicare, è un pensiero un po' pop rispetto alla realtà storica, però serve per farvi capire. Perché? Perché quella Carenne scriveva, produceva i suoi film, era completamente emancipata come diva, non aveva questa dipendenza rispetto ad altri. Quindi questa collaborazione è ancora più interessante. Stiamo parlando comunque di un'attrice non facile da convincere. Stiamo parlando dell'Indiana. L'Indiana tratta da un racconto di George Sand. Ecco, anche questo film è estremamente interessante perché riceve invece delle buone recensioni. Come si valuta una regia all'epoca? Quindi come si può valutare la regia di Fracchia all'epoca con quel poco che abbiamo? Innanzitutto dobbiamo cercare di paragonarci al lavoro che avveniva nel teatro e quindi che tipo di approccio c'era dal punto di vista teatrale, che tipo di approccio c'era dal punto di vista cinematografico, che cos'era la regia. La regia non era ancora a tutti gli effetti un lavoro scrupoloso alla Peter Brook sullo studio del lavoro dell'attore, no, era soprattutto legata all'estetica. Un buon regista sapeva ricostruire un'ambientazione storica mantenendola adeguata, mantenendola coerente con le necessità del testo originario o del film che stava raccontando. Sapeva scegliere un'inquadratura, non è che ce ne fossero molte, però sapeva in qualche modo comporre l'immagine in una maniera adeguata che fosse d'effetto per lo spettatore, anche se ancora, a parte qualche esperimento, non è che ci fosse una grande simbologia nella costruzione delle inquadrature, però ci doveva essere buon gusto. Non sappiamo cosa fosse La Bella e la Bestia, però dalle foto di scena che abbiamo, quel buon gusto comunque lo possiamo oggettivamente riconoscere. Indiana andò meglio, aveva una grande attrice e con l'Indiana si riconosce la raffinatezza della regia di Fracchia, si riconosce il suo contributo che è un po' più alto della media dei registi dell'epoca, che erano più amanti del cinema, che anzi diciamo più tecnici che poeti. E quindi tutto sommato il suo esperimento resta davvero, davvero importante, anche se abbiamo perso tantissimo, noi abbiamo perso tantissimo, perché c'è stata anche la guerra di mezzo, grandi roghi che hanno distrutto il patrimonio cinematografico italiano. Ma nonostante questo riusciamo a percepire con chiarezza che lui nelle scelte delle storie e nell'attenzione della costruzione scenica si mostrava un regista all'altezza di questo termine e all'altezza della scuola italiana. Badate che in quel momento era davvero molto alta. A questo credo che si debba aggiungere il fatto che non è da aggiungere il fatto che chiedo scusa, mi dispiace entrare così in questa maniera, abbiamo problemi di tempi da rispettare e tocca a me questo compito di interrompere. Sì, mi sentite ancora o no? No. Sì. Devo interrompere questo collegamento adesso. Ringrazio ancora Daniele Clementi per essere intervenuto e adesso noi siamo pronti per l'altro collegamento, l'altra sorpresa che vi preannunciavamo del pomeriggio. Anche il prossimo ospite non ha bisogno di presentazione, Bruno Gambarotta, scrittore, giornalista, autore televisivo e anche lui interverrà nell'ambito di questo convegno e peraltro ha anche realizzato un nuovo romanzo, La confraternita dell'asino, editori Manni di Lecce. Mi sente? Gambarotta è collegato? Deve attivare l'audio così possiamo sentirci. Deve attivare il microfono. Vediamo. Sì, se riusciamo. Vediamo se ce la facciamo, altrimenti suggerirei di andare avanti e poi casomai vediamo. Cercavo conferma. Se ci siamo, altrimenti potremmo proseguire, vediamo, perché purtroppo abbiamo anche esigenze proprio tecniche legate a questa diretta, dobbiamo comunque rimanere nei tempi, per cui rischiamo così di perdere ulteriormente. Non so se riusciamo, stiamo provando anche a contattare telefonicamente per cercare di accelerare e capire meglio. Esatto. Ci siamo? Mi sentite? Eccoci, prego, a lei sinteticamente la parola. Grazie, molto gentile. Grazie per l'invito. Buonasera a tutti.
grazie per l'invito. Io dovrei stare seduto fra l'altro al pubblico, perché in realtà io di Umberto Fracchia non sapevo niente, ho imparato qualcosa da voi, anzi tanto dai relatori precedenti. Quindi io mi scuso, devo fare una specie di romanzo di formazione, perché in realtà volevo parlare soltanto dell'influenza che ha avuto su di me la fiera letteraria, ma letta in anni quando Fracchia non c'era più. Allora, rapidissimamente, io sono nato ad Asti nel 1937, mia mamma è pettinatrice, mio papà tipografo compositore, la mia lingua materna è il piemontese, l'ho imparato in italiano, l'italiano l'ho imparato a scuola. Quando ho imparato l'italiano ho cominciato a leggere, non ho più smesso. Alessandro Barbero mi raccontava che lui per leggere qualcosa da bambino leggeva anche il contenuto delle etichette. Io invece volevo andare a comprare le uova perché erano impacchettate in fogli di carta da giornale. Arrivavo a casa, spacchettavo le uova, le mettevo nella ghiacciaia e poi leggevo, spianavo quei fogli e leggevo tutto quello che c'era. Ho continuato per tutta la vita a leggere e ho scoperto la fiera letteraria e come Tabucchi ha scoperto Pessoa nella stazione, in un edicolo della Gare di Lyon, io in un edicolo della stazione di Porta Nuova di Torino ho scoperto la fiera letteraria, perché dopo le media facevo il pendolare con Torino per studiare da perito industriale, quindi una scuola non letteraria. Però la passione per la lettura è continuata. Per me è stato per anni, è stata la mia università la fiera letteraria. Io non ho mai frequentato l'università perché col diploma da perito potevo iscrivermi soltanto a economia e commercio, che francamente non mi interessava. Ecco, per quello ho intitolato la mia relazione La religione della letteratura, perché era quella praticata sulla fiera letteraria. È un libro anche di Carlo Bo, credo. C'era questo ideale per cui si doveva, insomma, era una specie di sacerdozio, di vocazione. Se tu ti occupavi di letteratura non dovevi farti contaminare dalla vita comune, dalle cose pratiche, dalle meschinità della vita. Prima è stato citato Verga, quando nel 1920 Verga muore, viene commemorato a Catania da Luigi Pirandello, e Pirandello dice una frase che per me è fondamentale, cioè la vita o la si scrive o la si vive. Lui lo dice in funzione antidannunziana, perché D'Annunzio la vita sia la scriveva che la viveva, ma dovendo scegliere, mi dicono la vita vuoi viverla o vuoi scriverla, io direi voglio scriverla, anzi io direi ancora di più, voglio leggerla. Quindi c'era dalla fiera letteraria, io alla fiera devo tutto, devo questa passione per la letteratura, soprattutto di ambito francese. Ecco. Quindi pensate quanti autori abbiamo letto noi in quegli anni che adesso nessuno più legge. Sartre, adesso Camus l'hanno cominciato a leggere per la peste, ma pensate a Gide, pensate alle Cave du Vatican, alle Faux Monnayeur, al diario di Gide, a François Mauriac, a Bernanos, a tutta quella letteratura intrisa per cui che non dire, che non transigeva, doveva essere quella e basta. E poi tutto questo naturalmente per me è finito quando sono andato a Roma a lavorare come programmista alla RAI di Roma in Viale Mazzini, vincendo un concorso anche senza laurea, e io invece, avendo pratica, diventando, come dire, amico di scrittori, perché la RAI allora era forse lo è ancora adesso, la maggiore industria culturale italiana, quindi ruotavano attorno nei nostri uffici molti scrittori che collaboravano. Quindi io sono diventato amico loro, li ho frequentati, ho scoperto un versante che non conoscevo, le invidie, le cattiverie, le perfidie, gli sgambetti, insomma. Mi ricordo, sono stato anche segretario della cooperativa scrittori, che è nata da un gruppo del gruppo 63 di Roma, per reagire a una concentrazione editoriale che era molto minore di quella che è successa quando il Mondadori ha comprato la Rizzo. Nasce questa cooperativa scrittori e ci riuniamo a casa per decidere che cosa. C'era stata un'idea di fare un metro di libri, di fare assieme alla Lega dei muratori, alla Lega dei costruttori, naturalmente la Lega di sinistra, una montagna un metro di libri. Che cosa ci mettiamo dentro?
E allora io propongo, c'era la sezione racconti lunghi, il romanzo sarebbe stato troppo. La discussione attorno alla Bibbia, mettiamo la Bibbia, sì, mettiamo la Bibbia, no, e alla fine non ne usciamo vivi. Per questa cosa io appunto, come dire, conservo una grande devozione. Insomma, la mia formazione è nata lì e non la rinnego, perché continuo ad alimentare l'idea che ci sia che uno che vuole scrivere, vuole dedicarsi alle lettere, sia la poesia che la prosa, che la saggistica, deve comunque dedicarvisi completamente. Quindi penso che Fracchia, da quello che ho sentito, abbia, come dire, patisca il destino di quelli che fanno tante cose, per cui poi non riesci mai più a classificare. Quando sentivo queste relazioni, pensavo ad Alberto Savigno, no? Allora, Giorgio De Chirico è suo fratello e conserva il cognome vero, Savigno è uno pseudonimo. Giorgio De Chirico fa soltanto il pittore, scrive qualcosa, ma sostanzialmente noi lo incaselliamo come pittore. Alberto Savigno è pittore, scrittore, poeta, musicista, musicologo, autore di musiche. E quindi dove lo incaselli? Dove lo metti? Da noi c'è per esempio Mario Lattes a Torino, editore, pittore, scrittore, e queste figure sono destinate in qualche modo a essere sono meno visibili, perché in qualche modo occupano tanti campi. No? Vabbè, adesso recentemente l'uno che ha fatto tante cose è stato Pasolini, ma Pasolini ancora ce lo ricordiamo perché poi è una figura scandalosa, anzi credo che è nato in un paese... Pronta, la interrompo velocemente solo per un passaggio velocissimo sul suo libro, perché poi dobbiamo terminare questo collegamento insieme a lei. Il libro è questo qui, ce l'ho naturalmente, l'avevo sotto mano, e La confraternita dell'asino è una storia legata alla formazione del consenso di massa, no? Quando ero giovane io, naturalmente, ci arrivavo in politica attraverso tutto un cursus honorum. Adesso invece lo si diventa da un giorno all'altro, sulla base è un libro satirico. Qualcuno ha scritto, che mi ha fatto molto piacere, Baudino sulla Stampa, ha detto che in realtà è un libro voltairiano. Ecco. Va benissimo. Il modello per me era molto più basso. Comunque io sono un grande lettore di Voltaire, quindi mi sta benissimo questa definizione. Costa solo 13 euro, quindi è disponibile per tutte le tasche. Grazie, editore Manni. Grazie, è stata fatta. Grazie mille. E adesso direi che è il momento dei ragazzi che hanno aspettato buoni finora, e li accogliamo con piacere per una lettura di passi tratti da scene e gente di campagna a cura degli studenti del liceo Marconi del Pino di Chiavari, Ugo Botto, Gaia Solari e Lemire Figone. Prego ragazzi, a voi. Vanno con le loro piccole greggi di pecore al pascolo nei boschi. Il loro impasto è sempre di terra, ma non zolla arida e scabrosa, come sarà poi. Sembrano piuttosto modellate di una fine creta cotta al sole, levigata e dorata. E la gracilità delle loro membra è quella delle canne giovani che crescono intorno ai ceppi dei castagni. Solo quando, non viste, lavano cantando i loro stracci fra le pietre del torrente, o cullano in braccio il fratellino nato da poco, o quando piccole massaie solitarie in un angolo dell'aia giocano a fabbricare un simulacro di casa. Il loro viso, così povero e nudo, acquista un aspetto veramente angelico. Allora il sole impolverò i loro capelli e li circonda d'una lieve aureola. Poi
tratto, nel mutare d'una stagione, perdono ogni forma. I loro pittoreschi cenci si trasformano in goffi abiti nei quali il loro corpo si dilata, gonfiandone ogni piega e facendone scoppiare le cuciture. I loro occhi diventano sospettosi fino alla sfrontatezza, ombrosi di tutto, in tutto vedono una malizia di cui si debbano vergognare od offendere. Camminano sfiorando i muri, non osano guardare in faccia al forestiero. Se le chiami, rosse e bianche, fuggono via senza voltarsi. In chiesa prendono aria da bigotte e in processione portano il cero con una compunzione esagerata, guardandosi la punta delle grosse scarpe nelle quali camminano come sui trampoli. Credono al diavolo in carne ed ossa, sanno di peccare, temono il castigo e lo nascondono. Non perderanno questa abitudine di guardare in basso fino a quando non saranno maritate e, se rimarranno zittelle, fino al principio della vecchiaia. È difficile capire con precisione la loro età. Ringiovaniscono verso i 18. L'amore le fa sbocciare per una breve primavera, come le libellule, giusto il tempo necessario perché il maschio le veda e invaghito le fecondi. Quest'amore non ha né slanci, né abbandoni, né trasporti affettuosi. Si conoscono fin dalla nascita, sono cresciuti insieme per 18 anni di seguito, si sono veduti ogni giorno, hanno lavorato gli stessi campi, sentito la stessa messa tutte le domeniche, accompagnato gli stessi morti al cimitero. Certo, non si dicono ti amo, mi vuoi bene, come sei bella, angelo mio. Più probabilmente parlano della camera nuziale che la sposa porterà in dote e degli ori che lo sposo, un giorno, andrà a comprare in città. A un certo punto si allontanano in direzioni opposte, senza un saluto. Sì e no, il maschio si volterà indietro una volta e poi con indifferenza e a passo lento tornerà in piazza a sedere con gli amici. La ragazza ostenta pubblicamente di disprezzare l'uomo che ama. È sempre la prima a ridere di lui e pronta a rimbeccarlo con villania ad ogni occasione. Forse per timore che un'altra, invidiandolo, glielo rubi. Il giorno delle nozze, quando apparirà sul sagrato, tra il fioccar dei confetti e le grida dei monelli, il suo corpo rivelerà ad un tratto un'immaturità inaspettata. Piccolo, stento, come rientrato in se stesso. Il suo viaggio di nozze è breve come il volo di una farfalla. Percorso il tratto dalla chiesa alla nuova casa, che a dir molto sarà un tiro di schioppo dalla vecchiaia, perde quelle sue ali di velo candido sotto la cappa di un nero camino e ha già finito di volare. Presto induriscono nella fatica della maternità. Dai 18 ai 25 crescono insieme con i loro figli. I fianchi, il torace e persino la loro statura cresce. Allora diventano donne. Come se il partorire e il lavorare per le terre, con ben altro impegno che da ragazze, e il portare gravi pesi sul capo, le irrobustisse, anziché consumarle. Ma un giorno, ancora nel mutare di stagione, la loro carne si affloscia sullo scheletro, come esausta per tutto quel faticare, come svuotata di tutti quei figli, pesta da tutti quei pesi. Così sono a 25 anni, come saranno a 40, quando il primo figlio tornerà da soldato, ferme sul limite della vecchiaia, raggiunta prima del tempo. Non hanno un capello bianco, ma ogni freschezza è svanita per sempre dal loro viso, già tutto segnato di rughe di stanchezza, terra che comincia a creparsi. Come bestie stordite, appassionatamente vivono la loro miseria e la loro fatica, nere di fuliggine, spettinate, discinte in sordidi abiti, scalze, sempre affannate, sempre pronte a gridare e a lamentarsi. Non sanno darsi pace. Già non sono più donne, comari, tutt'al più. Quando la domenica vanno alla messa, fermandosi ad ogni uscio, e con le altre comari mormorano degli scandali e delle disgrazie altrui, con un riposo che gli altri giorni non hanno. Esse si confortano così fra loro, perché il male comune rende più leggero il proprio. Sono vecchie. Vecchie come vecchi vasi di terra screporati dal lungo uso, dal fuoco, dal sole. D'umano non rimane che lo scheletro. Vanno per i boschi, curve e solitarie, a raccogliere stecchi per il fuoco, trascinandosi dietro una capra cieca o una pecora sciancata
che di quando in quando lasciano brucare sul ciglio della strada. Vivono di elemosina, perché non sono più padroni di nulla. Il figlio eredita se c'è da ereditare, prima che esse siano morte. È lui il padrone, e basta. Tutte le mattine all'alba, quando i rintocchi della campana svegliano l'aria infreddolita, entrano nell'ombra della chiesa, ombre fra le ombre. E lì pensano tristemente all'inferno e al fuoco, al paradiso e agli angeli. Con il loro passo barcollante escono e la loro giornata è finita. Sentendo la morte vicina, osano tutto, fino a chiedere il supremo conforto di una tazza di caffè o di una zolla di zucchero. Il prete segna sulla loro fronte una croce ed esse chiudono gli occhi per sempre. Bravissimi ragazzi, grazie mille. Vediamo se riusciamo velocemente per concludere a salutare l'altro nostro amico, l'attore Davide Paganini. Ci sei Davide? Eccolo. Concludiamo Ciao. anche con te, con questa Ciao. bella sorpresa al tuo collegamento. Ciao Davide. Ciao. Allora, cosa vuoi dirci? Ti Non lo facciamo so, tirare io un non po' so le se fila, dai. Ti facciamo tirare le fila. Ma allora, non so se abbiamo tempo di fare una piccola lettura. No, poco. Allora, ci tenevo un attimo a salutare e a ringraziare l'amministrazione di Casazza, senza quale non sarebbe potuto fare niente. Devo dire che in un momento particolare di pandemia, un periodo veramente complicato, hanno voluto comunque mantenere a vivo e attivo questo che era soltanto un progetto, che poi finalmente ne è diventata arte. Dobbiamo ringraziare in primis il sindaco Stagnaro, Giovanni, l'assessore alla cultura Mirella Biasotti, il consigliere comunale che tanto si è speso e ci ha dato una mano, Claudio Muzio, e soprattutto salutare e ringraziare la segretaria Sabina Desiderato, che insomma senza di lei tutto questo, diciamo che lei ha tenuto le file, ha fatto sì che questo progetto, questo evento si realizzasse così bene. Anche io insomma ho dato il mio contributo e non ci resta che salutarci e dare appuntamento a primavera, insomma. Più o meno direi verso aprile, Sindaco, verso aprile, maggio ci possiamo rivedere per far partire il festival, che altro non è che l'Umbertiade Casarzese, in onore di Umberto Fracchia. Ci sarà la premiazione del premio, quindi si va dal premio al festival con l'Umbertiade Casarzese. Che sarà uno spettacolo sia dal punto di vista culturale che artistico. Grazie veramente a Davide, perché con il suo lavoro darà quel tocco di modernità a una figura storica che è moderna, ma che se riusciamo a farla vivere nella modernità anche ai ragazzi, ai giovani che stanno partecipando e comunque al nostro popolo casarzese, sarà sicuramente un bene, sia per la figura di Umberto Fracchia, per la storia di Casarza, della letteratura, perché io credo veramente che ci debba essere la letteratura e la storia. Io ho sentito benissimo Gambarotta, lo ringrazio, questa passione che ha, che mi ha proprio colpito, l'avrei sentito ore e ore parlare, glielo dico sinceramente. Tutto questo rappresentato all'interno di uno spettacolo di Lastrico, con Davide che fa qualche rappresentazione teatrale, veramente riusciamo a far vivere ai ragazzi e ai nostri giovani la cultura del nostro popolo. Per me è veramente una cosa che mi rende orgoglioso. Quindi diciamo che questo non è un punto di arrivo, ma è soltanto un punto di partenza, insomma. Da qua si gettano le basi per andare avanti negli anni, per creare qualcosa di culturalmente importante inserito nel contesto culturale di Casarza, cosa che mancava finora. Quindi questo fa un grande applauso all'amministrazione comunale. Bravi ragazzi, bravi. Perfetto, direi che siamo davvero in conclusione. Sabina Desiderato, se c'è qualcosa che mi dimentico di dire, noi tentiamo di dare l'appuntamento approssimativamente alla prossima primavera. Posso
posso dire soltanto una cosa: io ringrazio tutti coloro che sono intervenuti qui in presenza e virtualmente. Volevo ringraziare i dipendenti del Comune, in particolare Roberto Lanata, che ha consentito con la sua capacità di realizzare i collegamenti tecnici, la Michela Nidieli che ci ha aiutato anche con altre attività, e ringrazio veramente tutti gli intervenuti e ci auguriamo di poterci vedere in presenza in primavera con la manifestazione che culminerà, come dicevamo prima, con la premiazione per tutti coloro che vinceranno le varie sezioni del premio. Grazie a tutti, grazie all'amministrazione e al sindaco, grazie. Perfetto, è davvero tutto. Grazie ancora anche ai colleghi di Telepace e di Chiavari. Io ringrazio l'amministrazione che mi ha permesso di essere qui, ringrazio gli ospiti che hanno partecipato e mi scuso nei confronti di chi ho dovuto un po' tranciare. Chiedo scusa se interrompo te, Elisa. No, Volevo finito. ringraziare anche Angelo Perrone, che ci ha consentito di far vedere queste bellissime foto d'epoca che ritraggono Umberto Fracchia, la sua famiglia e anche quella che è la casa che si ritrova a Bergone e che diventerà a breve di proprietà dell'amministrazione comunale, perché si tratta di un importante progetto di valorizzazione approvato dal Demanio e dal Ministero del Mise. Quindi ringrazio anche in questo senso chi ci ha consentito di far vedere queste belle foto d'epoca. Grazie ancora.